Segretario, ecco, in vista delle prossime elezioni che interesseranno la nostra città, come sindacato, che tipo di riflessione si può fare, cosa auspica e un giudizio anche su ciò che è stato il rapporto con la vostra amministrazione agrigentina? Penso che nel momento dell'insediamento dei Miccichè già si era toccato il fondo. L'amministrazione Miccichè ha raschiato il fondo, quindi bisogna ripartire da quello che è lo stato dell'essere, una città che è completamente distrutta, una città dove la viabilità non esiste, dove le buche sono l'essenza delle nostre strade, dove i servizi non ci sono per i nostri cittadini, dove l'occasione che avevamo per riscattare questo territorio, che era Agrigento capitale della cultura, è stata un'opportunità che si è persa. Quindi io mi auguro e spero che si possa trovare una persona che possa essere la sintesi di un gruppo che possa far ripartire non solo l'economia, ma anche la volontà degli agrigentini di avere fiducia in un'amministrazione e poter dire di essere orgogliosi di essere agrigentini. Ecco, in questi 5 anni avete mai avuto un incontro con l'amministrazione comunale sulle problematiche che vi riguardano, che riguardano un po' tutta la città, ma anche i vostri iscritti? Beh, abbiamo avuto qualche incontro all'inizio del mandato di Miccichè, poi ne avevamo chiesto pure qualche incontro come cartello sociale per affrontare alcuni temi importanti. Voi vi ricorderete sicuramente le nostre manifestazioni per l'acqua, manifestazioni per la sanità, le manifestazioni, anche quella iniziativa che avevamo fatto proprio per promuovere Agrigento capitale della cultura. Ogni nostro tentativo di approccio a questa attuale amministrazione invece veniva preso come un attacco. Noi cercavamo solo di collaborare per migliorare le condizioni di una città che non funziona. Il cartello sociale è ancora un organismo importante per la città perché è servito anche da pungolo, non solo per l'amministrazione comunale, ma un po' per tutte le istituzioni. Il cartello sociale è stato uno strumento validissimo per questo territorio. Voglio ricordare a me stesso che molte delle infrastrutture, molte delle cose che si sono realizzate ad Agrigento negli ultimi 5 anni sono grazie all'iniziativa che ha messo in campo il cartello sociale. Abbiamo dimostrato che non siamo interessati alla politica, quindi non c'era un secondo fine. Voglio ricordare la realizzazione del Ponte Petrusa, la manifestazione che abbiamo fatto nel mese di gennaio del 2020, oltre 5.000 persone sono scese per strada per chiedere quel ponte, per chiedere una viabilità migliore. Abbiamo fatto diverse manifestazioni che hanno suscitato interesse dei cittadini e hanno cercato di stimolare chi governa questo territorio. Penso che sia come Will, ma anche come cartello sociale abbiamo fatto un buon lavoro in questi anni. Purtroppo la miopia e il non volere ascoltare le pressioni e gli stimoli che arrivano sia dal cartello sociale ma dalle parti sociali ha portato agli insuccessi che sono sotto gli occhi di tutti.